Ogni legge di bilancio è condizionata anche dall'assetto internazionale. Nell'epoca che stiamo vivendo si incrociano guerre, crisi economiche e crisi politiche anche in paesi di consolidata democrazia. Inoltre sulle finanze italiane peseranno ancora per anni due zavorre, le cedole del superbonus e l'accantonamento che serve a riportare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%. Ecco perché diciamo solo 30 miliardi di legge finanziaria. Deve ancora essere approvata, ma ha già recepito alcune proposte del sindacato CISL, e cioè difendere la rivalutazione delle pensioni, confermare la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, confermare le 3 aliquote IRPEF, aumentare i sostegni alle famiglie. Noi siamo un sindacato e facciamo politica sindacale e ci muoviamo in questi termini alle condizioni date, quindi ragionando sul possibile e su ciò che veramente si può fare al contesto dato. Naturalmente non tutto è positivo. Quindi continueremo a lavorare per poter raggiungere ulteriori risultati, ma soprattutto per poter intervenire su quella classe media che in questo momento sta soffrendo in maniera importante. C'è anche un post finanziaria importante, dove noi avremo a disposizione ulteriori fondi, i fondi strutturali, il PNRR, quindi una serie di possibilità economiche sulle quali dovremmo agire esattamente sul welfare, ma soprattutto anche su interventi relativi all'elusione e all'evasione fiscale. Aumentare le risorse dove si può, ma soprattutto destinarle in modo efficiente a migliorare la vita dei cittadini. Non è un'utopia, significa fare prevenzione a 360 gradi, sanitaria e sociale, a partire dal singolo territorio comunale. Ne è convinta la FNP CISL, il sindacato dei pensionati, che nell'ultimo Consiglio generale del 2024 ha confermato la linea di lavoro della promozione della tutela del benessere globale dell'anziano, affinché siano e restino parte attiva della comunità. Ma cosa significa? Gli anziani come comunità attiva, gli anziani partecipi della vita sociale di ogni comune, anziani che in qualche maniera vedono la loro attività come un riconoscimento anche nei confronti delle generazioni, anziani che aiutano altri anziani che ne hanno bisogno, anziani che possono combattere la solitudine attraverso percorsi di socialità, anziani che attraverso la prevenzione possono costruire un futuro da un punto di vista sanitario più tranquillo e più sereno, perché le risorse sono poche e la sanità sta arrancando, e più si lavora sulla prevenzione più si ha la possibilità di impattare meno sul sistema. Un territorio senza servizi è un territorio destinato a perdere cittadini e risorse, un problema, quello dell'attrattività, che la CISL Veneto sta sollevando perché proprio la nostra regione sta perdendo terreno. Noi registriamo un calo di attrattività della regione rispetto ad altre regioni limitrofe, in particolare Lombardia ed Emilia Romagna, e questo calo secondo noi è legato alle grandi emergenze del territorio. Una su tutte è quella dell'emergenza abitativa, ma poi c'è anche la questione dei servizi sociali. Pensiamo che si debba proseguire nel solco di quello che la CISL a tutti i livelli sta portando avanti, che è l'aumento della partecipazione nei processi di governo della società e dell'economia. Da una parte noi abbiamo i giovani che se ne vanno e dall'altra gli anziani che non trovano più servizi sociali.